Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Palermo violenza allo Zen, carabinieri aggrediti durante i controlli per droghe e armi, spintoni e tafferugli tra i casermoni del quartiere. Casteldaccia, ci sono 4 nuovi indagati nell'inchiesta sulla strage e lavoro in provincia di Palermo in cui morirono il 6 maggio dello scorso anno 5 operai durante i lavori di spurgo della condotta fognaria. Ragusa, pensionata sventa una truffa telefonica, incastrato e denunciato il falso operatore finanziario che voleva sottrarle i risparmi di una vita. A Gela, dopo il femminicidio della donna romena, sale l'allarme. Nell'ultimo anno le denunce per aggressioni domestiche sono state 200. A Catania, ruba zaini e borse da un veicolo in sosta alla Playa, ma la telecamera sull'auto posteggiata alle sue spalle riprende tutto. Arrestato assieme al complice, bottino restituito al turista polacco. Il Tribunale di Catania sospende il pagamento delle rate a uno dei pazienti truffati da Viso dai centri dentistici scomparsi da un giorno all'altro. Proposta di compromesso per tutti gli altri clienti caduti in trappola. Bloccate le navi di aiuti per Gaza, fermate 2 attiviste siciliane, in un video l'appello in favore della Palestina. Ricordatevi di quanto è stata martoriata per oltre 70 anni. Calcio, il Catania mette il Giuliano nel mirino, il gruppo anche Aloi e Rolfini. Sabato per i rossazzurri inizia un ciclo di 3 partite particolarmente delicato. Bentrovati, ancora violenze e tafferugli, questa volta nel quartiere Zen di Palermo, dove sono stati aggrediti dei carabinieri durante una perquisizione, erano alla ricerca di droga e armi. Sentiamo Marco Gullà. Controlli, perquisizioni e tafferugli, Zen di Palermo, nel corso di un'attività di controllo nei magazzini e in alcune abitazioni per cercare armi e droga che hanno visto impegnati diversi carabinieri, si sono verificati accesi tafferugli. Durante i momenti più concitati, alcuni tra i presenti, ritenuti i più facinorosi, sono stati fermati e condotti in caserma per l'identificazione e per verificare eventuali responsabilità nei disordini. Qui sono arrivati i familiari e gli amici degli uomini portati nella stazione per essere identificati. Il clima è diventato teso, urla e spintoni e ci è voluto l'intervento di diversi agenti dei volanti per riportare la calma. Un'attività di controllo che è quindi degenerata. Proprio qualche giorno fa, sempre allo Zen, i carabinieri erano intervenuti in via Emilio Salgari dopo la segnalazione di alcuni colpi di pistola esplosi contro un'abitazione. Negli ultimi mesi polizia e carabinieri sono stati più volte chiamati a intervenire per colpi d'arma da fuoco esplosi contro abitazioni e negozi, soprattutto centri scommesse. Oggi un nuovo episodio di tensione all'interno del territorio. A Ragusa un falso operatore finanziario stava truffando un'anziana e le stava rubando i risparmi di una vita, 63.000 euro, ma la donna non è caduta nella trappola e lo ha fatto arrestare. Veronica Barbarino. È bastato un semplice SMS per mettere a rischio i risparmi di una vita. Una truffa telefonica studiata nei minimi dettagli ha fatto cadere nella rete una pensionata di Ragusa, convinta, con l'inganno, a trasferire 63.000 euro su un conto fasullo. Tutto è cominciato con un SMS sul telefonino. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non hai eseguito tu l'operazione, chiama subito il numero. La donna spaventata ha contattato quello che credeva fosse il servizio clienti della banca, parlando invece con un finto operatore che con toni rassicuranti l'ha convinta a disporre un bonifico urgente per mettere al sicuro i propri risparmi. Solo dopo aver effettuato l'operazione, la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i carabinieri. Grazie alla tempestività dei militari e alla collaborazione degli uffici antifrode bancari e dell'Arma di Napoli, il conto di destinazione napoletano è stato subito bloccato. La quasi totalità della somma è stata poi restituita alla vittima in pochi giorni. Identificato il presunto autore, un 61enne napoletano, denunciato per truffa aggravata continuata. A Gela, dopo il femminicidio della donna romena, sale l'allarme per i casi di violenza sulle donne. Sentiamo Gerry Italia. La notte del 17 settembre un silenzio pesante cala su via Amendola. Dentro un appartamento al pian terreno Veronica Basa è già morta. Il compagno Lucian Stan